università occupate, piccola emergenza, l'apertura di Torino in seguito all'autodenuncia di 300 studenti solidali con un centinaio di loro compagni incriminati per l'occupazione delle facoltà torinesi. Nel capoluogo piemontese, così come a Perugia, dove gli autodenuncianti sono ormai già 60, Dobbiamo protestare, perché in molti stati, in troppi stati, vi sono ancora uomini che soffrono in carcere, che vengono torturati, che sono perseguitati, perché osano dissentire da coloro che detengono il potere. Con voto palese per alzata di mano, il Senato ha così dato il via libero al decreto sugli immigrati. In Italia i riflettori sono puntati sul Partito Comunista che domani si riunisce in congresso straordinario a Bologna. Una riunione storica che dovrà decidere se cambiare o meno il nome al PC, partito che fra polemiche e dibattiti è impegnato nella delicata ricerca di una nuova identità. Per la libertà del nostro popolo. Sindaco di Palermo Vito Ciancimino l'accusa di associazione di stampo mafioso, corruzione, costituzione di capitali all'estero e infrazioni valutarie. Gli atti dell'inchiesta, iniziata nel novembre del 1984, sono stati trasmessi oggi all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. È sempre meglio assumersi le responsabilità piuttosto che scansare. E quel fiore? Diciamo che l'Italia è una bella signora che merita tanti bei fiori e noi ne possiamo dare uno che è semplice e bello. Partito Socialista Italiano. Cresce l'Italia. Delle forze di rinnovamento su scala mondiale. L'idea della democrazia come via del socialismo. L'idea della sinistra di una sinistra rinnovata. Propongo quindi che il nome del nuovo partito sia Partito Democratico della Sinistra. Il nuovo simbolo rappresenta il grande e robusto albero della sinistra, un albero antico che può diventare sempre più forte solo se accanto alle radici più profonde crescono per alimentarlo sempre nuove radici. Ma cos'è la televisione, scusi, sa? La televisione? Ma vorrei dire lo scatolone. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più.
Cari concittadini, buonasera. Straordinari avvenimenti si sono verificati nell'anno che volge questa sera al termine e questi straordinari avvenimenti hanno confermato le profonde trasformazioni interne ed internazionali, politiche e civili, che il vento della libertà e della verità aveva avviato già nel 1989 e che nel 1990 la storia non delle utopie e delle ideologie, ma la storia concreta, la storia vera, la storia degli uomini e delle società ha impresso con accelerazione poderosa all'Europa e al mondo.